pomeriggio, bentrovati, un'altra puntata di preview come sempre incentrata sulle tematiche del Catania, anche perché c'è un big match che aspetta i rossazzurri contro l'Avellino domenica alle 19:30 al Massimino. Ovviamente tanta parte della nostra puntata dedicata a questa importante partita, ma nella parte finale della nostra trasmissione avremo ospite il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Federcalcio Sicilia, Sandro Morgana, e con lui affronteremo tanti temi legati al nostro calcio, al calcio siciliano. Parleremo di tutto questo, ovviamente, come sempre, anche con Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. E affronteremo anche le tematiche tattiche della partita che attende i rossazzurri contro l'Avellino con il nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a chi ci ascolta. E ovviamente, come sempre, attendiamo i messaggi a quella splendida ragazza che già vedete inquadrata. Ciao Anna. Ciao Marco, ben trovati in questa nuova puntata. Io vi ricordo che la linea WhatsApp è già attiva, quindi aspetto i vostri messaggi al 342 77 12 855. E io come sempre torno da te nella fase iniziale della trasmissione, Anna, per fare il punto della situazione attraverso le grafiche e dunque il prossimo turno e ovviamente anche la classifica del campionato. A te. Vi presento la 35esima giornata di campionato che inizia domani alle 15 con 3 partite: Altamura Picerno, Juventus Next Gen Crotone e Latina Trapani. Domenica 6 aprile alle 15 Cavese Cerignola e Monopoli Potenza. Alle 17:30 Sorrento Messina e alle 19:30 Catania Avellino. Si chiude la 35esima giornata lunedì 7 aprile alle 20:30 con Giuliano Casertana. Passiamo alla classifica giornata. Avellino in testa con 63 punti, Cerignola 61, Monopoli 53, Crotone 51, Catania 47, Benevento 46, Potenza 45, Picerno 44, Giuliano 39, Cavese Juventus Next Gen 38, Altamura 34, Sorrento Trapani 32, Foggia 30, Latina 28, Casertana 25 e chiude la classifica il Messina con 19 punti. Inoltre riposano per questa giornata Benevento e Foggia. Giusto rimarcarle, come sempre lo facciamo, perché Benevento e Foggia ovviamente avrebbero giocato con le due escluse del campionato, cioè Turris e Taranto. Andiamo, io vado da Carlo subito, perché è una partita, certamente lo dice la classifica, ma lo dice anche il rendimento delle due squadre nell'ultimo periodo, no? Avellino che sta andando fortissimo e Catania che sta andando altrettanto forte. Grande sfida, no? Al Massimino, due squadre in fiducia, due squadre che arrivano al top della loro condizione psicofisica. Si aspetta uno scontro veramente che potrebbe fare scintille, tra l'altro due città che da anni sono prese da tanto campanilismo e quindi può essere una sfida anche accesa a livello di tifoserie, ma dentro il campo sicuramente si sfidano due squadre che stanno bene. Anticipiamo, Ermanno, l'aspetto tattico, poi lo vedremo ovviamente diffusamente durante la puntata. Che cosa deve temere di più dell'Avellino il Catania? Tante cose, ma Marco, diciamone una intanto. Marco, sicuramente i valori in campo che metterà l'Avellino saranno soprattutto i valori offensivi molto importanti, perché avere un reparto d'attacco composto da Patierno e Lescano, che sono, lo diciamo da inizio campionato, diciamo, i top attaccanti della categoria per quanto riguarda la Serie C, e sicuramente avere a disposizione gente come D'Ausilio, che subentra e fa sempre bene, o Russo, che addirittura ha il 33% di titolarità, che sono giocatori che effettivamente per la categoria possono spostare gli equilibri, e l'hanno fatto e lo stanno continuando a fare, non solo quest'anno ma già negli anni passati. Sicuramente il reparto offensivo è il reparto che più colpisce, più in qualche modo fa paura, ma vedremo poi successivamente anche dai tagli video la compattezza e la forza dell'Avellino è una forza di squadra, non è una forza solo di un singolo reparto. di quei due lì davanti che ovviamente fanno paura. Vi faccio vedere la grafica che abbiamo preparato, perché sono diventate ufficiali le date dei playoff e dei playout per la fine di questa stagione. Ovviamente le vedete qui. Vi ricordo che nella fase playoff del girone che vedete giocheranno le squadre che arrivano dal quinto al 10° posto, gara unica in casa della meglio piazzata che passa il turno in caso di parità al 90°. Da secondo turno del girone
entra dei playoff del girone, ovviamente entra la quarta, e dal primo turno nazionale invece si gioca con sfide di andata e ritorno, come vedete dal tabellone. Entrano in gioco le terze di ogni girone e la vincente della Coppa Italia, quello che era successo al Catania l'anno scorso. Dal secondo turno nazionale arrivano anche le seconde in classifica, appunto, dei 3 gironi. Il play-out lo vedete in 2 giorni, sabato 10 e sabato 17. In questo momento ci andrebbe il Messina con la Casertana, così abbiamo fatto un po' il punto anche di quello che sarà il calendario futuro, in cui sicuramente sarà impegnato il Catania, perché insomma in questo momento al quinto posto ovviamente bisogna definire quella che sarà la griglia iniziale. Io vado da Anna per i primi messaggi da casa. Anna. Ci chiedono di parlare della possibile formazione. Un saluto allo studio, visto che le cose le sapete, ditemi se convocano inglese e quanti minuti può giocare. Per Carlo Breve, secondo te può succedere che tenga fuori Quaini e metta De Rose e Di Tacchio insieme? A proposito di Di Tacchio, aggiungono: con Di Tacchio è cambiato il Catania. La sua importanza si era vista già all'inizio del campionato, è lui che dà equilibrio ma anche qualità. Sono preparati questi, che le domande sembrano inerenti anche a quello che è successo un po' durante la settimana. Intanto faccio rispondere a te, Carlo, alla domanda indirizzata a te, Di Tacchio e De Rose e non Quaini, possibile? Nella dinamica delle prestazioni ultime, sicuramente l'ultima prestazione di Quaini non è stata eccellente rispetto alle altre, dove era stato veramente straripante in mezzo al campo. Domenica ha sofferto un tantino, quindi giusta il cambio di Toscano alla fine del primo tempo, anche perché Quaini era ammonito, e De Rose ha fatto un ottimo secondo tempo, dando sostanza, sapendosi integrare benissimo nella linea dei difensori, facendo bene il play. Ha fatto un'ottima partita, quindi ci potrebbe stare far rifiatare Quaini, che aveva giocato le ultime 4-5 da titolare, per rimettere un De Rose rigenerato. Di Tacchio in questo momento ha fatto una grandissima prestazione, non credo verrà toccato. Sì, che è lui che è diventato il titolare fisso, diciamo, gli altri vi diciamo bene così, bene che ci siano che ci sia delle alternanza, è chiaro, alternanze, e dunque anche ballottaggi. Poi li vedremo, ballottaggi e far giocare chi sta meglio e non per forza chi deve giocare per forza di cose, perché non ci sono alternative. A proposito di Tacchio, ormai ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, abbiamo fatto proprio una lente di ingrandimento sull'importanza di questo giocatore, e poi non era arrivata ancora la partita di Trapani, dove secondo me è stato, se non fra i migliori in campo. Sì, il commento del telespettatore è perfetto, perché ha parlato di qualità e l'abbiamo visto con l'assist per Lunetta, quindi ottima anche la sua interpretazione con palla al piede in varie situazioni, ma poi la sua importanza la si vede soprattutto senza palla, che è quello che in qualche modo Jimenez non faceva forza al massimo durante diciamo, il periodo dove il Catania andava con 16-15 convocati, era quella un po' il deficit, no, del Catania. Adesso invece con Di Tacchio, che mette, come ha detto benissimo il telespettatore, sia qualità che quantità in mezzo al campo, si è trovato un equilibrio perfetto. Poi accanto a De Rose, accanto a Quaini, che sono giocatori che hanno delle differenze sicuramente tattiche e tecniche, ma che in qualche modo unite alla qualità di Di Tacchio possono in qualche modo alzare sempre di più il livello del Catania, che poi, come vedremo successivamente, soprattutto Di Tacchio è fondamentale nella fase di pressione, nella fase di copertura degli spazi, e deve essere fondamentale, secondo me insostituibile, nella partita anche di domenica. Mentre rivediamo le immagini della partita di Trapani, Carlo? Chiedevano di inglese, Sì, Marco inglese. puoi rispondere tu. Inglese, io vi dico che per quello che sappiamo al momento attuale ci sarà, ovviamente sarà fra i convocati, bisognerà capire anche quelle che sono il suo minutaggio, chiaramente quello che è il suo minutaggio. Poi chiaramente Toscano sta riflettendo e rifletterà fino a domani su tante cose, i ballottaggi e magari anche inglese, ma quanto sappiamo al momento il giocatore ci sarà e potrebbe giocare qualche minuto, chiaramente stiamo parlando di qualche minuto. Questa è l'idea che sappiamo oggi alle 14:45 di venerdì. Chiaramente poi attendiamo domani le indicazioni ufficiali da parte di Toscano. A proposito di Toscano e della crescita del Catania, visto che abbiamo parlato di inglese che potrebbe rientrare, andiamo a vedere attraverso la nostra lente di ingrandimento come è cresciuto il Catania nelle ultime 3 partite. Sono 3 partite che i rossazzurri hanno affrontato chiaramente con qualità, con avversari certamente importanti, il derby con il Messina, l'altro derby contro il Trapani, in mezzo la partita con il Crotone, che è vero è stato uno 0-0, ma condito comunque da una
dal fatto di avere una squadra, un avversario di un certo livello. Ermanno, che dati ci sono da poter segnare? Perché io vedo una crescita un po' in tutto, a partire dal Messina. Sì, diciamo dal Messina in poi il Catania ha dimostrato di essere una squadra che è in grande crescita, che sta assumendo consapevolezza, e soprattutto i dati su cui mi voglio soffermare sono dei dati ovviamente di facile lettura e che in qualche modo ci fanno vedere come il Catania sia cresciuto sia dal punto di vista della pericolosità offensiva, sia dal punto di vista comunque della anche qualità nel ridurre la pericolosità invece della squadra avversaria. Infatti dicevamo da Latina in poi il Catania non ha subito più gol, quindi viene da 3 clean sheet di fila, e quindi questo ti fa comprendere come la crescita non sia solo una crescita del reparto offensivo o di quelle che sono le situazioni, gli episodi o il cinismo che ha aumentato sicuramente negli ultimi metri, ma soprattutto una compattezza e una voglia di non prendere gol, che è quello che Toscano chiede già da novembre, da dicembre, quello su cui preme soprattutto l'allenatore. Ovviamente vediamo dal punto di vista della parte offensiva gli XG che sono tutti in crescendo da Messina fino a Trapani, dove l'XG parte da 1,31 e poi finisce a 1,82 con il Trapani. Sicuramente diciamo lo smacco è quella di Crotone, dove il Catania ha fatto un XG di 1,34, quindi meritava almeno di fare un gol, però è uscito diciamo a reti bianche l'incontro, e soprattutto un crescendo della qualità del reparto offensivo in che cosa? Nella percentuale di tiri in porta, che sta crescendo da un 30% è passato a un 50%, e soprattutto dalla percentuale di passaggi riusciti nella tre quarti, che è un dato che ci fa comprendere, in realtà è calata nella parte del Crotone, poi si è rialzata col Trapani, però ci fa comprendere come ovviamente col Crotone la difesa era differente rispetto a quella di Messina e Trapani, niente da togliere rispetto alle altre due compagini siciliane. Però è un dato che è comunque sempre superiore alla media, alla metà diciamo, e questo ci fa comprendere come i tre davanti, che poi possono essere differenti come nomi, però sta mettendo qualità e sta mettendo, come ha detto prima benissimo il mister, anche in difficoltà l'allenatore a sceglierne tre. Poi dal punto di vista diciamo della pericolosità difensiva si vede un po' sia i dati dei gol subiti che si abbassano, e soprattutto quelli che sono i tiri subiti, che sono sempre meno rispetto alla partita iniziale analizzata, quella col Messina. Ultimo dato non per importanza è quello del possesso palla, che vedremo pure successivamente. Il Catania non ha un possesso palla che supera mai il 45%, addirittura nelle 3 partite arriva anche a essere sotto il 40%. Questo perché, mister, penso sia ben chiaro, Toscano fa giocare l'avversario, gli concede spazio, gli concede il palleggio iniziale, però poi va in pressione, e soprattutto quando l'avversario si snerva, libera spazio e libera campo, è bravo lì a punire. Sì, ritornando sul discorso attacco dell'Avellino, come ben dicevi tu, 2 attaccanti di grandissimo valore, Lescano e Patierno, ma anche il Crotone aveva degli attaccanti assolutamente non inferiori a quelli dell'Avellino, e il Catania non ha preso gol. Sono sicuro che anche domenica il Catania farà una grande prestazione difensiva per limitare l'attacco dell'Avellino, che è sicuramente di altissimo profilo. Ricordiamo che Telecolor ovviamente ci sarà come sempre, collegamenti a partire dalle 19 dallo stadio Massimino. Io torno da Anna per altri messaggi. Eccomi con altri messaggi e inizio con questo per Ermanno. Secondo me il Catania può fare bene ai playoff, perché la posizione dei 2 trequartisti non è facile da leggere per le avversarie, soprattutto in C. Per Marco, domenica ti sei divertito con Antonini. Comunque, a parte gli scherzi, lui è un personaggio, ma tu hai fatto un bel lavoro nell'intervista. Inglese è determinante, ma io ci andrei cauto, deve arrivare al meglio ai playoff. La partita con l'Avellino è un vero esame. Anche per i giocatori, stadio pieno e avversario che punta a vincere. Capiremo definitivamente se il Catania ha ambizioni. Siete d'accordo? Siamo d'accordo? Il Catania ha ambizioni. Ambizioni, secondo me sì, non c'è bisogno di aspettare la partita con l'Avellino. Certo, è ovvio, la prestazione della partita con l'Avellino inciderà. È indicativa. Sicuramente, sì, è indicativa. Ermanno, faccio rispondere alla domanda indirizzata a te. Sì, i 2 trequartisti. I 2 trequarti sono difficili da leggere, soprattutto se si muovono dietro a una punta in realtà vera. Era un po' diciamo il mio dubbio quando ho visto la formazione a Trapani, perché se metti una punta vera, soprattutto come Inglese, che ti blocca in qualche modo la pressione di uno o addirittura 2 centrali, liberi spazio nella tre quarti, nella zona diciamo intermezza tra la linea di centrocampo e la linea di difesa. Quello spazio lì, se viene occupato da giocatori della qualità di Stoppa o Dalmonte, che sono molto simili, o Lunetta che è imprevedibile, che ha una buona gamba, o Jimenez, possono in qualche modo alzare il livello, creare
creare imprevedibilità e tantissima pericolosità, e soprattutto l'intervento è giustissimo, sono difficili da prendere, perché non puoi andare col terzino perché sennò schiacci troppo, non puoi andare col mediano con i due mediani perché sennò liberi spazio cioè, sicuramente è un qualcosa che l'avversario deve trovare in qualche modo delle contromosse non facilissime in qualche modo dal punto di vista della lettura. Inglese bisogna andarci cauti, sì, vabbè, anche se dovesse essere convocato comunque ci si andrà cauti. Penso Credo che questo, proprio no? di sì, che Inglese deve essere graduale il suo rientro, ma è un rientro fondamentale. Sì. Su Antonini mi limito solo a dire sì, è un gran personaggio, non commento il resto, ma sicuramente che è un gran personaggio. Lo dico io, sei stato veramente perfetto nell'intervista. Vabbè, grazie. Andiamo avanti, Ermanno, e andiamo a vedere invece l'angolo tattico proprio legato al Catania. Oggi stravolgiamo un po' quella che è la scaletta abituale, partiamo dai rossazzurri, poi lo vedremo nell'Avellino, che loro si concentrano molto sui palloni che arrivano sul secondo palo per riuscire poi a centrare la porta. Il Catania cosa deve fare e soprattutto cosa abbiamo visto nelle ultime partite sotto questo punto di vista? Il Catania nelle ultime partite, nelle palle laterali, si è visto un pochettino più attento e soprattutto più compatto. Qui vediamo una situazione su palla laterale dove il Catania si muove sempre con questa linea 3+2, quindi una linea 5, posizionamento dei due centrocampisti buono soprattutto nella copertura della zona centrale. Qui su questa palla, sul secondo palo, comunque sulla zona un pochettino più esterna della zona centrale dell'area, si va su un 2 contro 1 aereo, la palla viene conquistata dal Catania e poi c'è il tiro da fuori. Sì. L'unica cosa su cui mi voglio soffermare, se è possibile in qualche modo rivedere, è non tanto la postura della linea dei 5 in linea che sono messi bene, quanto la pericolosità dopo che arriva il cross su addirittura 3 uomini dentro area liberi sul secondo palo, che se ci fosse stata una seconda palla, una spizzata o una palla che diciamo vagante in quella zona lì, poteva creare pericolosità, e vedremo successivamente che l'Avellino queste diciamo mancanze dell'avversario le punisce. L'errore qui non è tanto dei difensori quanto dei centrocampisti, che vedi i due pallini bianchi rispetto ai due pallini rossi sono tanto lontani. Questo perché Quaini e Di Tacco si sono fatti attrarre, soprattutto Quaini, troppo dalla palla e hanno lasciato un po' troppo la zona centrale. In quel caso là i due diciamo interni di centrocampo servono per proprio limitare in quella zona diciamo di limite, in quella zona dove si è la zona dell'area del dischetto dell'area di rigore, devono essere attenti e concentrati a recuperare bene la palla e andare in pressione nel caso ci dovesse essere una seconda palla o una palla in caduta. Nel secondo tempo in questo fondamentale è stato bravissimo De Rose, si è saputo inserire sempre nella linea dei difensori, ha recuperato tante linee di passaggio e tante situazioni sporche, è stato bravissimo a raddoppiare e a intervenire in prima persona. Sì, ha assorbito tantissimo anche gli inserimenti e i movimenti dei centrocampisti avversari. Vero, secondo tempo in cui il Catania fondamentalmente ha dominato la partita. Non c'è stata partita. Per tornare ad Antonini, l'ha detto nella conferenza stampa, poteva finire anche 6-0, per cui questo parole di Antonini non nostre. Andiamo a qualche piccolo errore della linea difensiva nell'alto taglio, Ermanno, però è una linea che si capisce che reagisce anche prontamente alle situazioni. Sì, qui vediamo una fase di pressione tipica del Catania che aspetta, ecco perché il possesso di solito è sempre molto basso, il Catania che aspetta, che va sempre sul riferimento, addirittura qui si vede un 3 contro 2 in zona laterale a favore del Catania, ma il Catania non esce forte in pressione, li fa palleggiare l'avversario. Qui vediamo un 2 contro 1 un pochettino mal letto da Anastasio, che si fa trarre dalla palla e perde completamente il riferimento dell'avversario che gli taglia alle spalle. Qui il Catania che concede qualcosina, qui c'è proprio l'errore diciamo in pressione, concede qualcosina ma è subito molto bravo con i suoi interpreti a chiudere lo spazio e a limitare i danni. Vedi già tanti uomini in zona centrale, nella zona diciamo quella cardine, no? La zona pericolosa. Questo ci fa capire che l'errore ci sta, è parte del gioco, però l'importanza della concentrazione, dell'attenzione sempre alta, soprattutto degli interpreti nel ruolo di centrocampo, è fondamentale per limitare quelli che possono essere delle sbavature o delle diciamo disattenzioni. È molto brava però la linea a chiudere bene gli spazi e ingabbiare soprattutto l'attaccante centrale, che Anatriello devo dire che si è visto veramente poco domenica scorsa, ed è ottima poi la reazione all'errore. Merito di chi? A che proposito di si è visto questo, poco? proprio Anatriello è stato ben marcato Del Fabbro, Sì, ed è da sottolineare questa prestazione importante di un giocatore che era stato messo fuori per 3 giornate di fila
perché è rientrato Di Gennaro che è il titolare, ma si è fatto trovare, di Gennaro, prontissimo. Si è fatto trovare pronto. Nel primo tempo è stato un po' messo in difficoltà da Ciuferri, esatto, ma sottolineo che Ciuferri avrebbe messo in difficoltà chiunque. Infatti ammonire tutti e tre, perché Ciuferri ha un passo totalmente diverso dagli interpreti del Catania, quindi è chiaro che lo ha messo un tantino in difficoltà, ma prestazione esemplare di Del Fabbro, e condivido il fatto che Toscano l'abbia portato in sala stampa insieme, chiesto lui di farlo insieme all'attaccante, insieme a De Paoli, e poi ad Anastasio, dimostrazione di come l'allenatore è molto attento anche a questi particolari che, Marco, fanno la differenza, perché non tutti riusciamo a capire dell'importanza di un gruppo coeso che accetti le decisioni del tecnico. Ma anche quello che abbiamo visto prima nelle immagini che ha tagliato Ermanno, secondo me, se non c'è un gruppo unito, e quindi, Marco, la grande prestazione di Del Fabbro che ha annullato totalmente Anatriello, la grande prestazione di De Paoli che, entrando in campo, ha fatto l'assist, ha fatto 20 minuti di altissimo livello, vanno rimarcati dal tecnico e vanno ringraziati questi giocatori che, nonostante siano stati fuori, vanno in silenzio, e quando entrano col sorriso, entrano per dare tutto per il gruppo. Questa è testimonianza di un gruppo che in questo momento ha ritrovato grande coesione. Lo rimarchiamo anche noi, anche perché in effetti abbiamo, come sempre, detto sempre quello che pensavamo fino al marzo scorso. Dicevamo che questo era un gruppo in difficoltà, adesso vanno visti i numeri, vanno viste le partite, vanno viste le prestazioni e il modo come questa squadra sta in campo. A proposito, gol di Anastasio, perché c'è anche uno schema, ovviamente, e c'è quel modo di liberare lo spazio che poi porta. Ovviamente Anastasio ha un gran merito perché fa un gran tiro, però. Allora, io non so onestamente se lo schema era per liberare lo spazio di Anastasio o per creare il 3 contro 2 che si è creato, ma non si è creato nel modo corretto. Però è stata ottima l'interpretazione di Stoppa qui, che riceve il pallone e che poi fa la scelta del passaggio. Quel 3 contro 2 con due sovrapposizioni a incrocio che in qualche modo creano superiorità in quella zona, ma la palla era troppo dietro rispetto ai due interpreti. Si libera lo spazio a rimorchio per Anastasio, e Anastasio è bravissimo a trovare un tiro da 25 passametri e a trovare la porta in maniera ottimale. Però qui è un altro schema provato e riprovato del Catania, che sta utilizzando con grande merito quelle che sono queste situazioni, questi episodi qui. Vediamo soprattutto lo spazio non è creato solo dal 3 contro 2 ma dal blocco centrale, quindi quei 5-6 saltatori che vanno in zona centrale, che si tirano completamente fuori tutti i marcatori. Ecco perché ho pensato, inizialmente pensavo volessero ricercare il 3 contro 2, ma riguardandolo bene sul blocco che si viene a creare dentro area, proprio vedi i giocatori del Catania che spingono e bloccano l'uscita, bravissimo, se li portano dentro, bloccano l'uscita dell'avversario, liberano spazio. Anastasio non è lì per caso. Sì. Poi veramente ci vogliono anche le qualità balistiche. Anastasio è lì perché sa che può arrivare anche a lui la palla. Poi avrebbero potuto fare qualche altra scelta, l'avranno provata in più modi, hanno tentato questa. Anastasio non è lì per caso, è lì perché lui ha questa nelle corde, questo tipo di conclusione. L'anno scorso ha fatto parecchi gol da distanze siderali. Quest'anno è il terzo comunque con la maglia del Catania. Andiamo a parlare invece di un giocatore che, contrariamente ad Anastasio, non ha raccolto certo commenti entusiastici dopo la partita con il Trapani, cioè Montalto. Però, Ermanno, tu hai trovato, scovando e andando a guardare nelle varie azioni, anche qualche cosa di positivo nella prestazione di Montalto. Sì, diciamo che in questo momento qui, secondo me, un giocatore come Montalto è da un pochettino coccolare e capire, ecco, diciamo così, perché può essere anche lui un giocatore importante nella fase finale dei playoff. Qui vediamo come si tira fuori benissimo e spezza la linea avversaria, che in qualche modo, tirando fuori quello che dicevo prima, no? L'attaccante vero porta fuori linea quella che è la difesa, e in qualche modo il centro di difesa in qualche modo crea lo spazio, che poi è stato utile da Di Tacchio per mettere la palla sopra. Qui vediamo invece un ottimo inserimento tra i due centrali, quindi è ottimo lo smarcamento e il posizionamento di Montalto, che non viene servito diciamo in prima battuta, ma che si ricrea comunque ugualmente il vantaggio e lo spazio in aria
poi è incommentabile l'errore, però mi piace analizzare tanti piccoli aspetti che hanno portato all'errore. Qui invece vediamo un ottimo ancora qui movimento di Montalto, qui poi si rende conto da attaccante puro di essere in fuorigioco e di non poter attaccare la palla, di non andare sulla palla, e quindi comprende la vicinanza del compagno e si stacca. Qui è ottimo anche lo smarcamento e il riposizionamento, che non è semplice da valutare. Poi qui secondo me c'è un aspetto psicologico che in qualche modo lo frena, perché Lui non tira. Bravo. non tira, dovrebbe tirare. Non tira. Bravissimo Ermanno in questa analisi. Mister, scusami, perché qui c'è l'ultima che invece è la giocata più importante, dove vede il suo marcatore che si fa trarre dalla palla, lui si muove alle spalle e poi gli mette una palla non perfetta, però molto buona nello spazio a De Paoli, e poi si va a creare il 3-0 del Catania. Per concludere, Ermanno, hai fatto un'analisi perfetta, perché Montalto in questo momento è in un grande momento di difficoltà mentale. Quindi L'ho la visto porta, proprio per in lui, quell'occasione lì. la porta per lui è strettissima, e in quell'occasione è come se lui non volesse passata la palla. Ma Montalto conosce il suo lavoro, non è diventato brocco, non ha giocato in prima categoria, in seconda categoria, in terza categoria. È un giocatore che ha fatto Lega Pro, l'anno scorso ha fatto 12 gol di grandissima fattura, Serie ha fatto B. gol anche in Serie B, tanti gol in Serie B. È un giocatore che in questo momento ha una grande difficoltà mentale, bisogna aiutarlo, bisogna sostenerlo, perché può diventare importante per il Catania in questo momento finale, in questo rush finale. Eh sì, esattamente, come è importante appunto il ritorno di Inglese, può essere importante avere un giocatore che magari riconquisti quel po' di fiducia. Ha fatto degli che gli errori consenta, incommentabili, così come ha detto che Ermanno. la partita sia insufficiente, giusto, non ci sono non dubbi. ci sono non è dubbi, che però cambiamo il bisogna giudizio. aiutarlo, perché da un momento all'altro gli attaccanti si possono sbloccare e possono diventare decisivi. Va bene, noi ci sblocchiamo pure, nel senso che andiamo in pubblicità e ci ritroviamo fra poco per la seconda parte della nostra trasmissione. Parleremo più diffusamente invece dell'avversario del Catania, dell'Avellino. Eccoci qui, ben ritrovati. Vi avevamo detto che avremmo parlato appunto dell'avversario del Catania. Partiamo subito con le nostre schede riassuntive, con il mister dell'Avellino, poi parleremo del giocatore simbolo e del momento che attraversa la squadra biancoverde, Biancolino, allenatore che insomma è subentrato proprio all'inizio, poi ha fatto benissimo, si è meritato il rinnovo e il prolungamento dell'accordo fino al prossimo anno. Andiamo a vedere invece il giocatore simbolo, il faro. Noi abbiamo messo, avevamo il dubbio fra Patierno e Lescano, abbiamo scelto Patierno perché è insomma da più tempo con la maglia dell'Avellino, 12 gol quest'anno, ma guardate quello che ha fatto negli ultimi anni, 22 nell'Avellino la passata stagione, 19 in quella precedente con la Virtus Francavilla, 9 in 18 partite sempre alla Virtus nel 2021-2022. È un giocatore che esce sicuramente, è uscito alla distanza anche per quanto riguarda la sua carriera. Andiamo a vedere il momento dell'Avellino, è facile raccontarlo perché sono tutte vittorie. E non solo le 5 che vediamo in fila in questa grafica in cui mettiamo appunto le ultime 5, per i 63 punti con le 30 giocate, 18 vittorie, 9 pareggi e solo 3 sconfitte. Dell'Avellino parliamo subito con il collega di Radio Punto Nuovo, Pietro De Concilis. Ciao Pietro, buon pomeriggio. Ciao Marco, grazie per l'invito, ben trovati. Allora, ho visto anche dichiarazioni da parte dell'Avellino che giustamente arriva a Catania come capolista, mi sembra il direttore sportivo, una squadra che cerca un'altra vittoria anche in casa del Catania, in quello che è sicuramente un confronto ostico anche per la storia delle due squadre. Sì, un confronto che solitamente tra l'altro non ha portato molto bene ai colori biancoverdi, al di là del risultato dell'anno scorso. Sì, l'Avellino arriva da un momento molto positivo, come raccontavate, con le 7 vittorie consecutive, 9 in casa al Partenio Lombardi di fila sul campo, considerando anche quella contro la Turris, poi cancellata per i motivi che ben conosciamo, 10 nelle ultime 11 intervallate solo dal KO di misura incassato a Foggia. Tutto questo per dire che è un Avellino che chiaramente ha un obiettivo ben preciso, vuole consolidare il primato ora che è riuscito a superare la Dada Cicerignola, che tra l'altro giocherà ancora prima a Cava dei Tirreni, perché poi insomma quel risultato potrebbe condizionare anche dal punto di vista dell'approccio la gara del Massimino.
Certamente, questo è ovvio che conta ed è sicuro. Come arriva l'Avellino? Quali sono i giocatori che in questo momento magari non saranno della partita al Massimino? E poi andiamo, Pietro, a quella che può essere la probabile formazione dei biancoverdi. Sì, perché l'Avellino sicuramente non avrà a disposizione De Cristofaro e Rocca, che sono i lungodeggenti in questo momento in casa biancoverde. Rocca potrebbe forse rientrare contro il Monopoli la prossima settimana. De Cristofaro stagione finita, rientra la squalifica Giuseppe Panico, che dovrebbe agire sulla tre quarti dal primo minuto. In difesa ci sono Palumbo e Patierno per un 4-3-1-2 che, come sappiamo, è molto dinamico, e anche la variante Sunas che lo condiziona, perché tende a giocare quasi all'altezza di Panico da doppio trequartista alle spalle di Lescano e Patierno, con Armellino favorito anche per via del gol, il primo in campionato. Poi l'ha centrato anche Palumbo nel corso del derby contro il Benevento. Armellino al fianco di Palmiero, davanti a Iannarelli invece tutto confermato, con Cancellotti e Cagnano sulle corsie esterne e Rigione Del Ricci al centro della difesa. Andiamo a vederla, Pietro, mentre tu la commenti, andiamo a vederla quella che è la probabile formazione dell'Avellino. La vediamo in grafica, così almeno la possiamo anche commentare attraverso le parole che appunto proprio tu poco fa hai detto. Ti chiedo se ci sono dei ballottaggi, magari soprattutto a centrocampo, per quanto riguarda Palumbo, per esempio. Sì, due ballottaggi di fatto, sì, con percentuali 60-40, Armellino Palumbo e Panico. È partito dal primo minuto nell'ultima gara contro il Benevento proprio per via della squalifica di Panico, ma se questa può essere sicuramente un'indicazione tattica anche in vista del secondo tempo, l'Avellino parte con questo sistema di gioco ormai consolidato, e poi dal 60° in poi inizia quasi una seconda partita per Biancolino, che spesso si è messo con il 4-3-2-1 o con addirittura il 4-2-3-1, inserendo d'ausilio il Russo, che possono agire anche tranquillamente da esterni offensivi, con Sunas trequartista, e lo fa, ribadisco, a prescindere dall'avversario e nelle ultime apparizioni anche a prescindere dal risultato che matura nel corso del secondo tempo. E questo testimonia anche la qualità della rosa, non solo degli interpreti dell'11 che abbiamo visto dell'Avellino. Pietro, io ti ringrazio per tutti gli aggiornamenti che ci hai dato da Avellino. Grazie e buon pomeriggio. Grazie a te, Marco, buon proseguimento. A presto. Allora, io voglio tornare da Anna per alcuni messaggi da casa, poi invece andremo da Ermanno per studiare ancora meglio l'Avellino sotto l'aspetto tattico. Ho altre curiosità per lo studio. Buon pomeriggio a tutti. Data la presenza di Pelligre in città, si ha qualche novità riguardo ad aspetti fondamentali come centro sportivo, direttore generale, vecchio logo? Inoltre, cosa si sa riguardo al direttore sportivo dopo le varie voci? Rimane il signor Faggiano, grazie mille, buon lavoro. Molto simile a questo messaggio. Salve, domanda a Marco Carli. Per quale motivo si ipotizza di un nuovo DS nonostante Faggiano è in netta ripresa e soprattutto ben voluto dalla piazza? E poi Giuseppe da Gravina, buongiorno, speriamo solo che non si snobbi questa partita, si rischia di perdere il quinto posto. Beh, snobbare la partita con l'Avellino mi sembra onestamente un po' complicato. Non c'è motivo. Un po' complicato e difficile snobbare la partita contro la prima in classifica. Probabilmente lo spettatore voleva dire, insomma, magari non dare il peso giusto, visto che magari si pensa troppo ai playoff, non so cosa volesse intendere, ma certo snobbare l'Avellino non si può. Cosa vi possiamo dire? La presenza di Pelliga, intanto Pelliga non è più a Catania, è tornato già in Australia, da quello che sappiamo. Inoltre sì, Torre del Grifo se ne è discusso, probabilmente se ne discuterà proprio in Australia, perché da quello che sappiamo anche Grella raggiungerà Pelligra proprio nel momento della pausa del Catania, quando non giocherà con il Taranto. L'idea è quella, ovviamente lo sapete, di andare a prendere Torre del Grifo. Non so se di partecipare all'asta, probabilmente di fare poi un'offerta privata dopo, e poi chiaramente si dovrà discutere, nel caso poi lo si acquistasse, lo si prendesse, come rimetterlo in moto, fra virgolette, se solo parzialmente, cioè con i campi, una parte della palestra, diciamo, e la sede, oppure se mettere in moto anche il polifunzionale per avere anche dei ricavi, ma questo ovviamente arriverà probabilmente dopo. Per quanto riguarda invece l'aspetto societario, ancora contatti, vi posso dire, con Zarbano. Sembra che siamo al punto importante, potrebbe darsi che anche dopo Pasqua il nuovo direttore generale possa essere a Catania per incominciare il lavoro
per la prossima stagione. Anche in questo caso chiaramente tutte cose in divenire. Credo che tutto il resto, secondo me, compreso Torre del Grifo, sarà deciso anche in presenza del nuovo direttore generale, credo anche sotto l'aspetto del direttore sportivo. Condivido sul fatto di Faggiano, a cui come sempre facciamo gli auguri per tutto, che l'abbiamo rivisto anche sul campo, ma credo che ogni decisione poi sarà presa a tempo debito, non credo proprio adesso. Sì. Credo che insomma, questo è quello che so al momento. Tanto siamo contenti che è rientrato e che possa godersi il Catania che ha costruito lui, e che la squadra sta andando bene, sicuramente anche lui sarà contento. Poi io credo che possa meritare di restare per continuare questo lavoro. I nostri per l'anno giudizi prossimo. È chiaro che ci penserà poi la proprietà ad analizzare il lavoro del direttore Faggiano. Sicuramente quando si parla anche di grande gruppo, di compattezza del gruppo, avere un direttore sportivo adesso presente, dell'importanza di Faggiano, secondo me è anche questo un fattore in più per di compattezza, di consapevolezza, perché sono giocatori che comunque ha scelto lui e che comunque sentono molto la figura del direttore. Avere un direttore sportivo sempre presente negli allenamenti, nelle partite, secondo me è qualcosa che è mancato un pochettino al Catania e che adesso può fare anche un po' la differenza. Ricordo un suo intervento proprio di Faggiano con la Cavese, subito dopo la partita con la Cavese, in cui proprio tenne un po' a rapporto tutti per tanti minuti proprio vicino a noi, perché era proprio vicino alla mix zone subito dopo la partita. Vedremo appunto che cosa succederà. Noi abbiamo dato, chiaramente tentiamo di darvi quelle che sono le notizie che possiamo avere, chiaramente con il beneficio del dubbio, visto che siamo ad aprile e che le cose si devono sviluppare ovviamente in futuro. Andiamo e torniamo da Ermanno per l'Avellino, perché andiamo sempre sulla fase di non possesso, partiamo da lì. Abbiamo detto di una difesa attenta di solito, dell'aiuto corretto del centrocampo, insomma anche sotto questo punto di vista l'Avellino ha le stimmate della capolista. Sì, abbiamo visto, prima hai fatto vedere le ultime 5 partite, è una squadra che prende davvero pochissimi gol. Qua vediamo come lavora i 4 difensori più l'aiuto, quello che abbiamo detto prima, no? Il movimento dei centrocampisti, che è fondamentale nella chiusura degli spazi e nel limitare danni diciamo, negli ultimi 20 metri. Qui vediamo è un'azione offensiva del Benevento, vediamo addirittura 6 o 7 giocatori dentro l'area diciamo, dentro l'area propria, con tutti i giocatori che vanno in marcatura e attenti nel coprire gli spazi. Qui è un'azione che avevamo fatto già vedere con l'1 contro 1 di Dell'Aquila, con Cagnano che va in pressione. Vediamo la gabbia che si crea in zona centrale con Erici e Rigione che non danno spazio a De Sena di muoversi, e poi diciamo l'1 contro 1 viene perso, ma c'è poca possibilità poi anche lì di far gol. Qua vediamo addirittura un 2 contro 1 con Erici e Cagnano che vanno in pressione, tutti gli altri giocatori dentro l'area che vanno in marcatura e in copertura dello spazio, non permettendo sicuramente un tiro semplice o facile all'attaccante del Benevento. Questa è una caratteristica che ci fa vedere come i vari interpreti dell'Avellino, oltre la linea difensiva, siano molto attenti nel ridurre al minimo la pericolosità. Infatti hanno l'XG su tiro concesso bassissimo, migliore del campionato. Anche su quello effettivamente, quando si dice la difesa, no, alle volte fa vincere i campionati, in questo caso è proprio un punto di forza oltre all'attacco. Adesso la fase di non possesso, poi fra poco faremo anche le statistiche a confronto attraverso la nostra grafica, così confronteremo il Catania con l'Avellino. Rischiano però qualcosa sui palloni filtranti, soprattutto se sono veloci, immediati, verticali, diciamo. Sì, diciamo che se sulle giocate veloci può essere questa una caratteristica importante da valutare, soprattutto con i tre quarti, no? Queste giocate filtranti alle spalle della linea, qui vediamo Cagnano che viene tagliato fuori da Rocca, l'avversario della Juventus Next Gen. Poi su questa giocata veloce ci sarà una palla dentro, si crea un 2 contro 1 sul secondo palo, non perfettamente letto da Cancellotti, e c'è il gol dell'1-1, se non sbaglio, della Juventus Next Gen. Qui vediamo il
il pareggio invece del Benevento con giocata veloce, una triangolazione veloce che taglia fuori Rigione. Qui poi l'Avellino è messo benissimo in difesa, cioè chiude tutti gli spazi con 6 giocatori dentro l'area, però poi è molto bravo e molto intelligente ad anticipare la marcatura il giocatore del Benevento, che gli taglia davanti, e su questo scarico è bravo a trovare il pareggio. Però diciamo ho dovuto cercare di stravolare qualche cosa, perché è davvero difficile. Anche perché tu hai esaminato le ultime 5, anzi le ultime 7 le hanno vinte, per cui immagino che era molto complicato riuscire a trovare qualcosa in cui magari non eccellesse. Però sicuramente qualche giocata veloce dalla tre quarti o da una palla libera, che non so, penso a un Lunetta che sa attaccare bene lo spazio o a un Jimenez che trova spazio tra le linee, potrebbe essere qualcosa che può mettere un po' in difficoltà la difesa ovviamente dell'Avellino. Difesa che è quasi la stessa del girone d'andata, dove secondo me l'anello debole può essere Iannarillo, che non è sempre perfetto. Loro l'hanno migliorata soprattutto con Cagnano, che è un terzino sinistro di grande gamba, che hanno preso nel mercato invernale, insieme a Palumbo, altro innesto di grandissima qualità, insieme a Lescano, che è il principe del gol. Questi sono insomma i 3 giocatori più importanti, e Panico che chiaramente è un tre quarti diverso da Ausilio, quindi hanno preso dei giocatori specifici in modo da colmare le lacune che avevano nel girone d'andata. Hanno preso dei giocatori di grandissima qualità, diversi per caratteristiche tra di loro. Sì, no, per esempio ho detto Cagnano un gol e un assist già in 8 partite da terzino non è poco, e si collega molto anche il discorso di Cancellotti, anche lui 4 assist, si collega molto al video che vedremo successivamente, che è proprio il video sui cross, sulla fase offensiva. Intanto andiamo a vedere le statistiche a confronto. Ti chiedo Ermanno di riassumerci brevemente, andare a prendere magari 2 o 3 dati più significativi che riguardano appunto il confronto fra le 2 squadre che si troveranno di fronte al Massimino. Uno già l'avevamo visto, sono gli XG su tiro, una pericolosità concessa praticamente pari sotto lo 0, sotto lo 0,00, e questo ci fa comprendere come l'Avellino non conceda tanti spazi alle squadre avversarie. Il Catania ha anche un buon dato sicuramente da squadra, diciamo, di alta classifica. Su un dato che invece ci fa vedere la differenza tra le 2 squadre è proprio quello del possesso palla. L'abbiamo visto prima sulla lente di ingrandimento del Catania, il Catania che ha un possesso basso, per essere il 18esima in classifica, praticamente l'ultima del girone, mentre l'Avellino è una squadra che sa giocare, sa tenere bene il pallino del gioco, e questo sarà secondo me una chiave che vedremo e si riproporrà domenica al Massimino. Vedremo l'Avellino che avrà più tempo rispetto al Catania il pallone tra i piedi, e che soprattutto nella prima fazione, nella prima zona giocherà e cercherà di costruire quasi più da dietro. E poi vediamo invece l'ultimo dato, che è il dato sui cross. Dove l'Avellino è prima in classifica su questo, e vedremo successivamente al video proprio questo. E sui tiri di testa, che sono una caratteristica soprattutto dei 2 giocatori lì davanti, uno 1,87 m, l'altro bene o male pure, e sono Paterno e Lescano, che sono tanto cercati con palle aeree. A proposito, dicevi appunto questa cosa dei cross, abbiamo visto in casa Catania qualche cosa legato appunto alle palle laterali. Loro ricercano molto, l'Avellino ricerca molto la palla sul secondo palo per trovare poi il giocatore libero, che poi spesso e volentieri mette il pallone in rete o crea tanti pericoli. Lo vediamo nel prossimo taglio. Sì, lo vediamo già da questo taglio. Vediamo addirittura la palla che viene allargata proprio su Cagnano che mette questo cross non tanto sulla zona centrale quanto sul secondo palo. Ovviamente vediamo il Trapani diciamo in superiorità numerica evidente, però qui su questo cross è molto bravo Lescano in qualche modo a sportellare, e poi sulla seconda palla è molto bravo D'Ausilio a trovare la rete del gol. Qua vediamo invece il vantaggio poi decisivo dell'Avellino contro il Benevento. Qui vediamo ancora un'inferiorità dentro area, però è molto bravo, se non sbaglio, Russo su questa seconda palla a mettere un pallone delicato sul secondo palo, un cross delicato sul secondo palo, ed è poi bravissimo Palumbo ad attaccare di testa e a segnare la rete del definitivo 2-1. Qua vediamo un'altra situazione sempre di cross, qua è Cancellotti a mettere il cross dalla destra verso addirittura un centrocampista che si inserisce da dietro, che è molto bravo a colpire e crea ovviamente alta
alta pericolosità. Qui vediamo invece un fraseggio veramente molto interessante dell'Avellino, che gioca con una triangolazione veloce dai e vai, gioco e attacco lo spazio. Questo permette diciamo, agli interpreti del Irpini di conquistare l'area di rigore, e poi palla sul secondo palo, non tanto per gli attaccanti che ovviamente sono marcati a uomo e ingabbiati, ma per l'inserimento di Armellino, che si trova praticamente da solo e sigla la rete dell'1-0. Ermanno, l'ultimo taglio che facciamo vedere invece è legato a quello che dicevamo prima, i due attaccanti e i due principali spauracchi da parte del Catania per quanto riguarda la partita del Massimino. Ci fai vedere qualcosa sia di Lescano che di Patierno? Sì, 12 gol Patierno, 15 Lescano. Vediamo qua come riescono a collaborare. Vediamo qui una giocata molto semplice, giocata in verticale, Patierno legge il movimento di Lescano, fa scorrere Lescano che poi va al tiro che non arriva in porta. Qui vediamo invece i movimenti di Lescano, l'abbiamo già visto quando parlavamo della difesa del Trapani, è molto bravo a cercare questo spazio tra i due centrali, non viene servito subito, ma poi riceve successivamente sempre questo passaggio tra le linee, ma qui è molto c'è il 50% del gol è di Patierno, che blocca praticamente fisicamente la presenza del difensore dentro area, mantenendo una linea diciamo di fuorigioco abbastanza bassa. Qui vediamo un movimento fantastico di Patierno che taglia in mezzaluna tutta la difesa qua su una palla, diciamo su un calcio d'angolo laterale, e trova lo spazio giusto per andare al tiro in porta, tiro che però non è dei più fortunati. E qui vediamo un video dove non ho fatto nessun tipo di taglio, è solo da vedere perché Lescano fa una giocata incredibile. Ecco, questo ci fa vedere un po' la qualità certe volte diciamo che vediamo qualcosa che non è da Serie C. Ricordo il gol di Menez con il Latina, per esempio. Questa è un'altra giocata di quel tipo. Sono artisti del gol. Esatto. Lui, Patierno, Caturano, Gomez, sono degli artisti del gol. Sì. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, parleremo di Messina e di Trapani, vi daremo la probabile formazione del Catania e poi siamo in attesa del presidente della Federcalcio Sicilia, Morgana. Fra poco. Eccoci qua, terza parte, abbiamo detto spazio per Messina e per Trapani, abbiamo collegati i nostri due inviati, i nostri due corrispondenti sia da Messina che da Trapani. Un saluto a Francesco Triolo, ciao Francesco. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. E un saluto al nostro Franco Cammarasana, ciao Franco. Buon pomeriggio Marco. Allora, io vado subito da Ciccio Triolo. Ciccio, partita domenica alle 17:30 col Sorrento, partita, lo diciamo ogni venerdì, partita importantissima perché il Messina si gioca la possibilità di andare ai play-out. Esatto, ma hai detto tutto tu, hai sintetizzato benissimo in 15 secondi quello che è stato il clima vissuto in questa settimana, ovvero dell'ennesima partita decisiva per il Messina contro un Sorrento che non vince dall'ultima gara con il Taranto, poi cancellata, era a febbraio, quindi non è una squadra che sta attraversando un bel periodo di forma. Non c'è altro risultato oltre la vittoria per i giallorossi, considerato che hanno anche da disputare una partita in meno rispetto alla Casertana, quindi non possono permettersi il lusso di perdere punti. Altre notizie che arrivano sul fronte societario in questo momento non ce ne sono, se no che timidi segnali per cercare di riavvicinare le parti, però c'è poco in questo momento, tanto che una rappresentanza di giocatori anche ieri ha incontrato il sindaco che sta cercando di fare da mediatore tra i vari soggetti in campo. Per quello che riguarda la formazione, il dubbio maggiore è quello della maglia da terzino sinistro, dove Averi è indisponibile, lì anche potrebbe giocare Ingrosso che ha recuperato, ma non è escluso un impiego di Dumbravano sulla sinistra, oppure addirittura l'adattamento di Garofalo a terzino sinistro con Pedicillo che potrebbe arretrare sulla linea mediana, e l'inserimento di Vicario al fianco di Tordini a supporto di Luciani. Queste dovrebbero essere le novità. Non c'è Buchel, non dovrebbe giocare Petrucci in mezzo al campo, e questa è la formazione, il 4-3-2-1 ormai di Banchieri, che ha trovato questa soluzione per il Messina. Come detto Marco, ormai sono tutte partite da dentro o fuori, c'è poco da fare.
Grazie Francesco. Allora, da Francesco a Franco per avere invece le ultime da casa Trapani. Si parla anche del ritorno del DS. Franco, e poi andiamo anche qui con la probabile formazione per la partita di domani, fra parentesi, per quanto riguarda il Trapani a Latina. A Latina dell'ex Boscaglia. Sì, in effetti negli ultimi giorni si parla con insistenza del ritorno di Andrea Musi, il direttore sportivo, che tra l'altro ha un contratto fino al 30 giugno del prossimo anno, quindi sembra che pur avendolo criticato tantissimo, Antonini lo abbia richiamato per affiancarlo al direttore sportivo Pavone, che in tal caso andrebbe a fare una sorta di direttore tecnico. Per quanto riguarda la partita di domani, ripeto, è la prima partita con Aronica in panchina dopo l'esonero di Torrente, e Aronica questa settimana si è trovato ad allenare una squadra completamente diversa da quella che lasciò l'8 dicembre quando fu sollevato dall'incarico dopo la partita col Benevento. Probabilmente dal 3-4-2-1 di Torrente si tornerà al 4-3-3, a meno che Aronica non voglia giocare a specchio col 3-5-2 del Latina, un Latina che ha trovato la sua identità nel girone di ritorno e che negli ultimi tempi ha anche ritrovato una certa fluidità offensiva, soprattutto dopo l'impiego di Riccardi a fianco di Zuppele che è un giocatore del Trapani dato in prestito al Latina. Ripeto, Franco, andiamo con la probabile del Trapani che vediamo anche in grafica. Perfetto. In porta Uicai, a meno che Aronica non voglia schierare per la prima volta Barosi. Poi i 4 di difesa dovrebbero essere Celiento, Malombo, Silvestri e Ciotti. Poi al centrocampo Toscano, Carraro e Kragel, e in avanti Ciuferri, Anatrello oppure Ongaro, l'ex Novara, per dare maggiore peso al reparto offensivo, e poi Piovanello sulla sinistra. Questa per sommi capi dovrebbe essere la formazione del Trapani. Grazie Franco, grazie ancora sia a Franco Cammarasana, buon pomeriggio Franco, grazie ancora a te e a Francesco Triolo. Altrettanto veloci come sono stati Francesco e Franco, siamo noi a farvi vedere la probabile formazione del Catania. Vi diciamo anche quello che è stato provato in questi ultimi giorni di allenamenti, e lo vediamo proprio attraverso la possibile formazione che non è questa qui, ma va bene, andiamo a rivederla probabilmente con la grafica aggiornata, perché in attacco c'è Montalto, o almeno è stato provato Montalto, anche se il dubbio è quello relativo appunto a Montalto, lo riparlo con Carlo, Montalto insieme a o lui o Stoppa fondamentalmente, perché poi se gioca l'uno, i due sicuri sono Lunetta e Imenez, Lunetta in forma strepitosa, Imenez non credo si priverà Toscano della sua fantasia, lì davanti può esserci una ulteriore chance per Montalto, che sicuramente è più di ruolo rispetto a Stoppa, che potrebbe fare il falso 9. Vi dico poi della conferma probabile di Celli come nella parte sinistra della difesa, per cui appunto lo vediamo attraverso questa grafica, ma ripeto, il dubbio è se c'è Montalto lì davanti, Lunetta va al posto di Stoppa come trequartista, e poi Celli nei 3 di difesa, anche se c'è il ballottaggio con Allegretto e con Gega. L'altro ballottaggio a centrocampo, dove qui vediamo Di Tacchio De Rose, ma potrebbe spuntarla ancora Quaini nei confronti di De Rose. E ci fermiamo per quanto riguarda il Catania, andiamo a vedere anche gli arbitri della partita del Massimino con quello che è sempre la nostra grafica, e poi andremo in pubblicità. Eccolo qui Claudio Allegretta, che non è Allegretto quello del Catania ma è l'arbitro, Molfetta, e poi Landoni di Trento, Taverna di Bergamo e di Reda di Molfetta per quanto riguarda gli assistenti, e il quarto ufficiale. Ci fermiamo dunque, ritorniamo fra pochissimo. Ospite in studio il presidente del comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana. Fra poco. Ben ritrovati, l'avevamo preannunciato, cambio in studio e ospite importante con noi. Buonasera, buon pomeriggio, Grazie. Presidente Sandro Morgana.
Grazie e buon pomeriggio a voi. Con me in studio ho ancora Carlo Breve, che è qua con una diversa figura, perché lui è anche responsabile, anzi soprattutto responsabile tecnico di tutte le rappresentative regionali juniores, e fra poco avremo il torneo delle regioni juniores, allievi, giovanissimi e anche femminile. E poi Alberto Cigalini, responsabile dello sport, non potevi mancare in un'occasione come questa. Ciao Alberto. Allora, Presidente, vengo da lei subito per parlare del torneo delle regioni, perché è un'occasione importantissima, ne abbiamo parlato più volte anche nella nostra trasmissione, a partire dal 12 di aprile, per cui siamo proprio nell'immediatezza per anche fare, perché ci saranno 10.000 persone che arriveranno per questa, fra gli atleti, i familiari e tutte le persone che interverranno. È un momento importante anche per la nostra isola, non solo per il calcio. Certamente è importantissimo. Noi abbiamo scelto questa formula impegnativa, particolarmente impegnativa, ma abbiamo voluto il progetto Sicilia, non un progetto localizzato ad una sola espressione geografica, ma il progetto Sicilia. Quindi abbiamo fatto un girone a Palermo e Trapani, uno ad Agrigento col Tenissetta Enna, Ragusa e Siracusa, Catania a Giardini, Messina Taormina, proprio perché, come dire, ho detto fin dall'inizio che tutta la Sicilia, tutta la regione doveva partecipare, doveva sentirsi coinvolta, e questo coinvolgimento oggi lo stiamo registrando ancora di più. Abbiamo fatto ieri il Media Day alle Toianni, abbiamo fatto 4 conferenze stampa in tutti i gironi, abbiamo coinvolto la stampa a 360 gradi, i sindaci, le amministrazioni, le società, gli atleti, gli arbitri, gli allenatori, ecco, tutti. Io all'inizio ho detto, io vorrei che ciascuno sentisse il torneo delle regioni come una cosa sua. Ecco, il risultato è stato raggiunto, perché ognuno è impegnato, è coinvolto, ha entusiasmo, ed era l'obiettivo che io volevo raggiungere. Questo almeno l'abbiamo raggiunto. Poi ne abbiamo tanti altri, ma ne parliamo nel corso. Facciamo finta che non ci sia responsabile tecnico. Sì. Come sono le formazioni siciliane? Io dico a bassa voce che no. No, non lo dico. Allora, sono buone, sono certamente buone. Il torneo delle regioni è un torneo particolare, perché Carlo lo sa bene, è un torneo breve, dove c'è un quadrangolare di qualificazione. Se si sbaglia una partita si vanifica tutto il percorso che abbiamo fatto. Noi abbiamo un girone molto impegnativo, perché c'è la Basilicata, ci sono le Marche che sono molto forti, e c'è la Lombardia che è la Lombardia, quindi è impegnativo. Noi abbiamo tre belle rappresentative e poi il femminile, del quale faccio un ragionamento a parte. Le 3 belle rappresentative sono l'Under 15, l'Under 17 e l'Under 19. Abbiamo scelto i tecnici insieme a Carlo, il coordinatore tecnico, è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta, proprio perché lo facevamo in Sicilia, proprio perché quello di Carlo è un ritorno a casa, no? Lui è abituato a fare la ciliegina, Sì, anche da noi sì, ha questo ruolo molto importante di aver completato le cose. Assolutamente, è un ritorno a casa, perché lui ha fatto tornei delle regioni bellissimi. Abbiamo scelto Santino Torre, che è un allenatore catanese per l'Under 15. Abbiamo confermato, io ho visto l'Under 15 l'ultima volta, lui ha fatto un percorso di crescita, ho visto una bella squadra, una buona squadra che se la può giocare. Poi io non sono un tecnico, c'è chi lo potrà dire meglio di me. L'Under 17 tutti mi dicono che è fortissima, io abbasso i toni, dico state tranquilli, stiamo sereni, giochiamocela. Abbiamo confermato Lorenzo Corsino, che l'anno scorso ha vinto il torneo Piras in Sardegna, confrontandosi con le migliori 8 rappresentative italiane Under 17. E nell'Under 19 abbiamo preso Peppe Russo, che è un allenatore che ha giocato nei professionisti, è stato il secondo di Mandorlini, quindi non ci siamo fatti mancare niente da questo punto di vista. Abbiamo scelto persone assolutamente qualificate. Nel calcio femminile abbiamo scelto una linea
che noi stiamo facendo passi importanti di crescita nel calcio femminile. Abbiamo da 4 anni, facciamo questo progetto Ragazze con i tacchetti, che serve appunto a fare crescere il movimento femminile, soprattutto ad invogliare le bambine e le ragazzine a giocare a calcio. Abbiamo un problema culturale che dobbiamo superare, perché il calcio fa bene alle donne assolutamente, e questo progetto ci ha fatto aumentare. Oggi abbiamo 11 squadre in eccellenza, abbiamo l'Under 19, l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 12, un movimento che cresce. Abbiamo scelto una linea di ragazze giovani, di ragazzine, proprio perché le vogliamo fare crescere, proprio perché le vogliamo mettere in una dimensione di crescita, per fare esperienza. Abbiamo scelto Daniele Di Salvo, che è un allenatore, diciamo, interno alla federazione, ha lavorato nel centro tecnico federale, territoriale federale, è uno che aveva l'Under 15, non ha mai perso una partita nell'Under 15, e ha accettato di fare il calcio femminile, l'Under 23 femminile, con grande spirito di adattamento, e io di questo gli sono grato e sono contento per tutto quello che faranno. Ecco. Carlo, un bel gruppo, insomma, va. Una bella responsabilità, no, vabbè, anche un piacere esserci. Intanto mi onora il fatto che il Presidente sia qui e che mi abbia scelto in un momento particolare, no, del calcio siciliano, dove per la prima volta il torneo delle regioni si fa in Sicilia, e quindi questo per me è un grande onore e onere. La mia storia con la federazione nasce nel 2001, primo torneo delle regioni, che la prima fase si svolse in Sicilia e poi si andò in Lombardia, e proprio la Lombardia fu eliminata dalla Sicilia. Quella fu la mia prima esperienza con la rappresentativa, che fu vice campione d'Italia, ed era la rappresentativa di Madonia, di Fascetto, di Scrozzo, giocatori che hanno fatto poi i professionisti per tantissimo tempo, così come Caccetta, così come Mazzotta, così come Bonvissuto. Ecco, l'obiettivo non è tanto la vittoria, perché come dice il Presidente, la vittoria arriva dopo un processo e dinamiche di un torneo che si svolge in una settimana, tutto si deve allineare nel migliore dei modi. L'obiettivo è di riportare tanti giovani siciliani nell'apice del calcio professionistico, così come è avvenuto in passato. E questo ho chiesto al Presidente, di poter scandagliare la Sicilia. Il Presidente non ha badato, ha fatto veramente dei grandi sforzi economici con la federazione per concederci, insieme a Luca Di Gregorio, insieme agli staff dei tecnici della rappresentativa, di scandagliare tutta la Sicilia, e siamo convinti di aver scelto il meglio, di aver scelto la crema dei calciatori siciliani che ci stanno rappresentando. Poi la vittoria, il risultato finale non è garantito, perché un torneo che si svolge in una settimana, sbagli un riscaldamento, non una partita, ma questo l'abbiamo fatto capire ai nostri anche ragazzi. Perché passano le prime di ogni girone le migliori 3 seconde. Dicevo, Marco, e questo l'abbiamo fatto capire ai nostri ragazzi. La prima cosa che ci interessava, senso di appartenenza, e lo hanno capito. Seconda cosa che ci interessa, che è valida come la prima, che ci sia un'etica comportamentale che sia ineccepibile. Il Presidente è stato coerente, non abbiamo convocato dei giocatori che potevano essere tra i più forti della Sicilia, perché hanno avuto più di 2 giornate di squalifica. Per regolamento interno ne abbiamo fatta a meno, ma abbiamo convocato sicuramente i profili che potevamo convocare. Siamo convinti che abbiamo scelto i migliori. E questa è certamente un attestato di stima anche appunto ai ragazzi, verso i ragazzi che avete scelto. 4 titoli ve l'hanno assegnati, Under 19, Under 17, Under 15, ovviamente il femminile in tanti campi siciliani, Alberto, perché è bello anche dire questo, che appunto ci sarà la possibilità di vedere calcio su tanti campi della Sicilia. Sì, cogli un aspetto importante che è la cura del territorio, poi tanti campi vuol dire anche tante strutture, che è un aspetto fondamentale per coltivare i talenti. Infatti chiedo al Presidente, come a Carlo peraltro, quali sono gli step che si possono in qualche modo implementare per far sbocciare i nostri talenti. Il nostro calcio, il calcio siciliano, ha avuto negli anni, non parliamo di oggi, di ieri o dell'altro ieri, parliamo di una fascia temporale piuttosto ampia, nella quale era un po' difficile, è stato difficile far emergere i nostri migliori talenti al massimo livello. Il rapporto alla popolazione, ai praticanti, si faceva fatica ad arrivare alla top class, per così dire. Ora, quali possono essere gli step sotto vari profili? L'istruzione tecnica, l'aspetto impiantistico, che è fondamentale, perché se non hai un campo nel quale allenarti sicuramente non puoi crescere, non puoi migliorare, o grandi eventi come questo, insomma. Addetti tutti e tre. Ti faccio una domanda e si dia una risposta. Oggi leggevo nel comunicato che è stato mandato nei giorni scorsi per il Media Day, 180 strutture
in Sicilia con il campo in erba sintetica. 862, sì, sì. In erba sintetica. Vabbè, Mettiamo tu, ecco, appunto. Come dire, mi riallaccio a quello che diceva il direttore proprio per sottolineare i 3 aspetti formali. Un'impiantistica adeguata, oggi fondamentale, perché abbiamo dovuto prendere atto più volte quando facciamo un campo nuovo, un campo in erba artificiale, un campo moderno, efficiente, si raddoppia il numero dei praticanti, quindi la qualità esce fuori meglio se c'è quantità, perché abbiamo una vasta gamma di scelta. Quindi l'impiantistica sportiva è fondamentale, è importante migliorarla. In questi giorni molte persone mi hanno detto: ma perché è la prima volta che si fa il torneo delle regioni in Sicilia e si fa con 20 squadre? Noi 18 anni fa, 20 anni fa, Carlo se lo ricorda, abbiamo fatto un girone di qualificazione dell'area sud alle fasi nazionali, perché 18 anni fa, nel 2007, quando il gruppo che io ho l'onore di guidare, ho guidato per 7 anni, poi sono andato a fare il vicepresidente nazionale, arrivò alla guida del calcio siciliano, c'erano 19 incampi in erba naturale. Oggi ce n'è oltre 162 in erba artificiale e comunque miglioriamo, abbiamo tanti progetti che sono in via di definizione, quindi questa azione di pungolo, di stimolo, di sistema, abbiamo fatto sistema con la regione, con i comuni, con le associazioni sportive e intantistiche, dà dei risultati, quindi certamente un impiantistica, certamente profili adeguati di tecnici, di preparatori, di medici, e quindi ecco perché io ho voluto certamente, considerate, questo sono 2 fatti fondamentali, il terzo l'ha detto il direttore, i grandi eventi, ma i grandi eventi assolutamente, perché i grandi eventi sono quelli che determinano poi lo spirito di emulazione, che determinano il miglioramento delle persone, la quantità, determinano l'avvicinamento al nostro sistema e soprattutto ci facciano conoscere bene fuori dall'Italia. Voi considerate che noi facciamo in streaming tutte le gare del torneo delle regioni, che è un bell'impegno se vuole, quindi e che abbiamo un nostro ufficio stampa qualificato, molto adeguato, e stiamo cercando di essere all'altezza del compito, ecco. Però sono convinto che queste 3 cose le abbiamo fatte, le stiamo facendo, le facciamo ogni giorno, guardi. Dicevo ieri proprio al Media Day, il torneo delle regioni è una grande occasione, una bellissima occasione, è quello che noi cercavamo da una vita, però alla fine il torneo delle regioni ripropone tutto quello che noi facciamo giornalmente. Un comitato importante come il comitato della Federcalcio siciliana non può soltanto organizzare eventi sportivi, certo. È riduttivo. Noi organizziamo l'evento sportivo, i campionati li sappiamo gestire, li facciamo bene. Insieme ci vuole un impegno sociale importante, di forte contrasto a tutte le violenze, alle violenze sugli arbitri, alle violenze sugli anziani, sui bambini, sulle donne, fra calciatori, quindi poi un'azione proprio diretta all'organizzazione dei grandi eventi ed una forte azione di solidarietà. È questo che un comitato regionale deve fare se vuole essere veramente al passo con i tempi, per la società e per quello che giornalmente noi viviamo. Allora, noi Presidente abbiamo anche i messaggi da casa, per cui qualche domanda sarà sicuramente arrivata, per cui andiamo da Anna e leggiamo insieme a lei alcune domande. Non potevano mancare le domande per il Presidente e ci chiedono: mio figlio partecipa ai tornei giovanili e scolastici, non reputa che ci siano troppe squadre e soprattutto per i genitori troppi soldi da investire per le varie scuole calcio? Ai miei tempi si giocava gratis o quasi. Sempre per Morgana, come possiamo alzare il livello dei nostri tecnici e dirigenti dei settori giovanili? Allora, la prima domanda è che un tempo si giocava gratis, oggi non più. Cioè, nel senso che, la risposta è questa, non c'è. Perché nel senso che oggi i settori giovanili, le società di settore giovanile puntano tutto sulla scuola calcio. Per avere scuole calcio adeguate si fanno spese, si prendono tecnici che dovrebbero essere formati, certamente formati, e naturalmente questo si paga. Io portavo mia figlia a scuola di pianoforte,
pianoforte, a scuola di danza, pagavo. Se avessi avuto un figlio maschio, perché mia figlia non vuole giocare a calcio, e la volevo portare alla scuola calcio, devo pagare, quindi non vedo perché alla scuola di danza non faccio nessuna discussione se non pago. Se lo porto alla scuola calcio devo giocare gratis. Un tempo probabilmente era così, non lo so. Oggi è questo, ma non perché lo vogliamo noi, ma perché sono le regole del sistema societario, quindi i tecnici. Noi, come dire, insieme all'AIAC facciamo di tutto perché i tecnici siano. L'AIAC fa sempre, continuamente, corsi di formazione, corsi di aggiornamento, corsi di qualificazione, dentro e fuori la Sicilia, ognuno si forma partecipando a queste iniziative dell'AIAC. Poi, per carità, io credo che poi la chiave di volta sta in ciascuno di noi. In questi giorni io ho delle richieste per cambiare qualche modello organizzativo del nostro sistema, cambiare alcune regole. Ancora è prematuro per affrontarlo questo ragionamento, però c'è una cosa che mi preoccupa sempre, e cioè che non è che uno cambia le regole e ha cambiato il livello di onestà o di disonestà della gente. Se uno è disonesto resta disonesto. Magari trova pure l'escamotage. Che poi trova l'escamotage. Il tema è quello lì, cioè il tema è quello di un sistema che va educato, che va migliorato dal punto di vista culturale e dello sforzo. A proposito, che noi stiamo Presidente, di facendo. questo, lei ho sentito che ha parlato spesso di una ristrutturazione un po' dei campionati dilettantistici, saltando anche un po' di palo in frasca in questo caso, per evitare rinunce, fusioni, ad esempio. L'ultima rinuncia importante è quella del campionato di Serie D, chiaramente l'Akragas. Allora, io voglio dire, parlo dei miei campionati intanto, però poi affronto anche il tema generale. Anche il tema. Il problema dei miei campionati è che noi abbiamo fatto un'importante riforma, l'ho annunciata quando sono tornato a fare il presidente in Sicilia nel 2021, l'abbiamo fatta e sta dando grandi risultati, è quella dei campionati di settore giovanile. Abbiamo introdotto la categoria Elite, abbiamo eliminato il grande problema dei risultati roboanti di 12-0, 13-0, che mortificavano i ragazzini, era una cosa assurda, e questa cosa l'abbiamo migliorata certamente. Affrontiamo ora il tema dei campionati dilettantistici, e ce n'è uno che è collegato direttamente agli organici delle varie categorie. Allora, fermo restando che l'organico di eccellenza è quello che regge maggiormente ed ha 32 squadre, io credo che nei prossimi giorni rivedremo le regole. Dopo il torneo delle regioni ci sarà un consiglio direttivo importante nel quale rivedremo le regole di accesso al campionato di promozione di prima e di seconda categoria, anche riducendo gli organici, anche se ciò dovesse comportare dei sacrifici economici, proprio perché vogliamo diminuire il numero dei ripescaggi e vogliamo determinare una maggiore qualità delle società che si trovano in un determinato campionato. È un tema dominante in questo periodo, anche in Serie C, in Serie D, eccetera. Cioè noi diciamo che secondo me il campionato di promozione da 4 gironi lo dobbiamo portare a 3 gironi, è evidente, 3 gironi da 16 squadre, ben fatti, è evidente che si allungheranno le distanze, ma se uno partecipa al campionato di Serie B della regione siciliana deve capire che deve fare meno soldi ad un calciatore e li spende per fare, voglio dire, non è che io non ho niente da nascondere, cioè questo è il problema, quindi mentre invece ovviamente io credo, intanto colgo l'occasione per fare gli auguri al Presidente Gravina, che ieri è stato eletto vicepresidente vicario della UEFA, che sarà a giorno 15 alla cena ufficiale del torneo delle regioni, e quindi per noi è un momento di grande gratificazione e di attenzione. Il Presidente è stato eletto con una maggioranza molto importante, quindi sono convinto che lui lo ha sempre detto, che i campionati vanno riformati. Io penso che questa cosa vada fatta, soprattutto nel rapporto Serie C, Serie D, perché le società di Serie D, che sono quelle per le quali io ho una particolare sensibilità, rilevano che ci sono play-off che danno soltanto il diritto alla partecipazione alla graduatoria per ripescaggi. Quando si fa un play-off bisogna che la vincente vada al campionato superiore. Certo. Siccome dalla Serie C ne retrocedono 9, ne salgono 9, quindi il problema è tutto lì. Secondo me questo rapporto Serie C, Serie D va rivisto,
e dobbiamo farlo, certo che dobbiamo farlo. È proprio questo discorso anche appunto del rapporto proprio con il calcio professionistico che è importante. Ci sono anche ancora altre domande per lei da casa. Anna. Altre domande con tema centrale arbitri. Buon pomeriggio Presidente Morgana. Quando saranno migliorate le condizioni dei rimborsi spesa degli arbitri, categorie giovanili ferma agli anni 90 e almeno a quei tempi si entrava gratis negli stadi? Altra domanda sempre sugli arbitri. Presidente, molto spesso nelle partite dei campionati giovanili si vedono arbitri ragazzini non all'altezza della situazione. Cosa si sta facendo per formare bene questi arbitri? Allora, quando si apre altri 30 minuti di trasmissione. dovremmo stare a un'altra ora e mezza. Lo so, devo andare agli scemi. sì, alla fine del 19, però non mi sottraggo. Allora, fermo restando che il sistema AIA è un sistema autonomo, dipendente, che sta facendo il presidente Michele Giordano, sta facendo un uomo di grande esperienza, sta facendo un grande lavoro sotto il profilo del miglioramento qualitativo, anche sotto il profilo del miglioramento comportamentale. Qual era la prima domanda che diceva? La possiamo anche... Le condizioni dei rimborsi spesa. Le condizioni dei rimborsi spesa considerate che non dipendono dal comitato regionale, perché le spese arbitrali le paga direttamente la federazione e le paga con i fondi rivenienti dallo Stato, quindi da Sport e Salute, che trasferisce queste somme alla Regione. Da quel capitolo lì la Federazione paga i rimborsi spese. Erano fermi da tanto tempo, so che qualcosa è migliorato, secondo me deve migliorare ancora, speriamo che questo avvenga. Per quanto riguarda i giovani arbitri, allora, è chiaro che questo sistema è cambiato rispetto a 20 anni fa, quando io arbitravo. Quando io iniziai ad arbitrare ricordo che passai dalla terza alla seconda categoria avendo arbitrato circa 45 gare di terza categoria, poi fu un volo perché feci subito seconda prima e promozione, allora non c'era eccellenza, dopo 2 anni andai in Serie D. Oggi è più complicato perché la terza categoria è diminuita, fate l'esempio di Catania, oggi quest'anno ci sono state mi pare 21-22 squadre di terza categoria, un tempo c'erano 60-70, quindi a Caltanissetta ce ne sono 10, un tempo c'erano 2 gironi da 18 squadre, quindi si arbitrava molto di più, si arbitra di meno. Considerate che nella categoria esordienti da 2 anni chiediamo di fare arbitrare i giovani arbitri proprio per farli abituare al campo, e ancora non ci viene concessa la categoria esordienti che dirigono i dirigenti o gli allenatori, e quindi il processo di crescita dell'arbitro è più lento. C'è un momento nel quale bisogna fare, come dire, di necessità virtù, quindi un arbitro che ha fatto poche partite in terza categoria va in seconda, dove sono campionati difficilissimi, complicatissimi, come voi mi insegnate, lo sono quelli di terza, dove magari le sezioni impiegano arbitri più smaliziati, quelli quando devono mettere un arbitro in seconda che deve essere proiettato verso le categorie, è un rischio. Quindi è chiaro che tante volte ci troviamo a dover affrontare episodi impropri proprio per questa inesperienza di arbitri che si trovano alle prese con gente magari molto smaliziata, e quindi li mette in difficoltà. Penso che da questo punto di vista bisogna iniziare intanto dagli esordienti, facendoli arbitrare, facendoli abituare al campo, e poi migliorarne la qualità nel senso complessivo. Ecco. Allora, Presidente, noi siamo arrivati alla conclusione, un po' per rispettare i suoi tempi, per consentirle di andare a vedere anche la partita importante che deve andare a vedere a Niscemi, un po' perché siamo arrivati proprio alla conclusione. Io volevo ringraziarla, speriamo di riaverla ospite a breve, magari dopo il torneo delle regioni. Certamente sì. Così magari facciamo una puntata anche un po' più lunga e tentiamo, Alberto, di concludere anche altre domande. Avremmo potuto continuare ancora a lungo, c'era tanto da dire. Ancora per ore. Presidente Morgana, grazie ancora. Grazie a lei. Buon grazie pomeriggio. A voi, veramente è stata una bella giornata, sono venuto con piacere e speriamo di fare un grande torneo delle regioni. Quello ce lo auguriamo anche noi, se lo auguro ovviamente, speriamo soprattutto di venire Carlo qui Brera. insieme al Presidente a festeggiare
Esatto. La realizzazione di un grande sogno. La voglio dire una cosa, perché mi hanno chiesto in una di queste interviste, dice, ma lei cosa ha detto ai ragazzi? Allora io poi divento un ragionamento troppo lungo, perché per me è fondamentale il comportamento, perché è un'opportunità, come ha detto Carlo. Ho detto, in conclusione, andate e vincete. Se non vincete va bene lo stesso, a condizione che vi siete comportati bene. Mi sembra perfetto. Più o meno quello che ci dice Alberto Cigalini prima di ogni diretta stampa. Per esempio, voi siete lievemente più stagionati rispetto ai ragazzi che andranno in campo. E ti fornivo il gancio per ricordare, ovviamente. Naturalmente saremo qui domenica con Catania Avellino dalle 19 in diretta per raccontare una grande partita di Serie C, e tu sarai allo stadio come sempre insieme ad Angelo Patanè e a Carlo Breve, naturalmente. E a Carlo Breve, la nostra ciliegina sulla torta. Presidente, ancora grazie, buona serata, buon pomeriggio, grazie ancora a Carlo Breve, grazie Marco, grazie ad Alberto Grazie, Cigalini, ringrazio Ermanno Florio che appunto è stato con noi fino alla terza parte della nostra trasmissione, e saluto la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie. Io vi ricordo l'appuntamento di venerdì prossimo alle 14:30. E allora abbiamo detto tutto, l'appuntamento di domenica, l'appuntamento di venerdì, dunque non mi resta altro che salutarvi. Grazie per averci seguito e alla prossima.